La finestra si chiude in fretta, nessuno vuole parlare, sono chiusi nel silenzio i familiari di Basma Azfal, la diciottenne pakistana scomparsa ormai da 5 giorni. La ragazza, che insieme ai genitori e al fratello minore vive a Galliera Veneta, è stata vista per l'ultima volta mercoledì al bar della stazione delle Corriere di Castelfranco Veneto. In queste ore ci sarebbe stato anche un avvistamento. Una donna trevigiana ha allertato i carabinieri dicendo di aver visto una ragazza molto somigliante a Basma nella zona del Montello, sulla presa 10 verso il versante della panoramica. La procura ha aperto un'indagine, nessuna pista viene esclusa, compreso l'allontanamento volontario. Basma andava a scuola all'Istituto Rocco di Castelfranco Veneto. A divulgare la notizia della sua scomparsa è stato il cugino Shaher, che vive nel comune della Castellana e che ha lanciato un appello sui social descrivendo Basma. La ragazza al momento della scomparsa portava con sé uno zaino, indossava scarpe alte bianche, una maglietta nera con una riga bianca ed è alta circa 1,55 m. La diciottenne aveva un cellulare ma risulta spento. Il sindaco di Galliera Veneta, dove vive Basma, ha provato a contattare la famiglia ma nessuno dei genitori risponde al telefono. Io ho provato 2 volte a contattarli personalmente, però non ho avuto nessun riscontro. La famiglia è già da molti anni che è qui sul territorio, il papà dal 2015 e tutto il nucleo familiare dal 2018. Persone che si sono proprio veramente integrate moltissimo bene, ma non ha mai dato problemi, anzi, averne di queste famiglie. Basma, dice il sindaco, aveva dell'amica Galliera con cui si vedeva nei parchi cittadini, una ragazza molto tranquilla, così come la sua famiglia. Dico a Basma che ci sono i familiari e anche la comunità in apprensione di ritornare a casa.